Preside Costanza, oggi scuola aperta qui all'Istituto Rita Levi Montalcini per illustrare le tante offerte che voi fate, considerando anche i tanti plessi che avete disparsi qui nel territorio. Sì, oggi è una giornata dell'Open Day qui a Plesso Centrale. Abbiamo accolto diverse famiglie che hanno chiesto chiaramente notizie per l'iscrizione dei propri figli e noi siamo veramente soddisfatti dalle risposte che ci stanno dando i genitori, questo a dimostrazione del grande lavoro che facciamo, che i docenti fanno e ripeto, anche oggi ci è stata data questa positiva dimostrazione di affetto e soprattutto di consapevolezza dell'offerta formativa che noi diamo ai nostri alunni. La vostra segreteria è sempre disponibile per eventuali chiarimenti? Sì, considerato che le iscrizioni vanno fatte online proprio a partire dal giorno 9 fino al giorno 30 di gennaio di questo mese, qualora dovesse esserci qualche genitore che ha delle difficoltà o perché primo delle strumentazioni informatiche, la nostra segreteria è aperta ogni giorno e tutti i martedì anche durante le ore pomeridiane. Gli Open Day sono aperti anche nei altri plessi che l'Istituto Rita Levi Montalcini ha, ricordiamo che sono oltre 10. Sì, diciamo che già il nostro è un Open Day continuo perché noi siamo sempre in continuo contatto con le famiglie proprio per dare quelle risposte positive per i nostri alunni. Però abbiamo calendarizzato delle giornate come quella di oggi nel plesso centrale, la prossima settimana in tutti gli altri vari plessi di cui si compone l'istituto. Si partirà martedì dal plesso di Santa Chiara, poi abbiamo Malaguzzi, De Cosme, quindi in tutti gli altri plessi tutta la prossima settimana ci saranno questi incontri con le famiglie, ma già, ripeto, quotidianamente abbiamo incontri con i genitori proprio perché vogliamo stabilire sempre più un contatto diretto e continuo con le famiglie. Un istituto che organizza anche tanti eventi per cercare di tenere viva anche tra i ragazzi l'attenzione non solo verso lo studio ma anche verso ciò che ci circonda. Sì, sicuramente abbiamo già fatto, abbiamo in cantiere diverse iniziative, per esempio l'altro ieri i ragazzi della scuola primaria hanno visitato il Palazzo Comunale, hanno incontrato il sindaco, il Presidente del Consiglio, questa testimonianza è che vogliamo dare un'offerta formativa quanto più possibile e allo stesso tempo far capire ai ragazzi il mondo che li circonda e che loro saranno i futuri protagonisti del domani, ma questo domani lo devono acquisire sin da adesso. Quindi a breve poi ci sarà anche la visita alla Polizia di Stato, quindi abbiamo tutta una serie di iniziative proprio per dare consapevolezza del mondo che circonda i nostri alunni. Ecco, una raccomandazione per i genitori? Ma no, una raccomandazione ai genitori è semplicemente di collaborare con la scuola perché la scuola e la famiglia sono due agenzie educative fondamentali per la crescita di questi nostri giovani, quindi in un rapporto sinergico credo che possiamo trarre e soprattutto i ragazzi possono trarre benefici notevoli.